Comanni Benito. Si accomodi prego, signora Comanni. Si accomodi prego, sieda pure lì. Sì. Guardi verso, si giri verso di noi, per sì, favore. Signore. Dia le sue generalità. Intende consentire la ripresa? No, signore. No, ecco, quindi niente fotografie né riprese televisive al signore. Vuole dare le sue generalità, per cortesia? A Comanni Benito, nato a Montespertoli, 16/8/1925, residente a Firenze, in via Camillo Barni 58A. Benissimo. Quella formula dove è andata a finire, teniamola lì per favore. Grazie, teniamola sul tavolo. Grazie, può leggere quella formula. Sì, signore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero? Sì, signore. Prego. Signora Comanni, lei conosce il signor Pacciani? Io l'ho conosciuto tramite la televisione. Prima non l'aveva mai visto? Non come Pacciani. E come lo conosceva prima? Dunque, io quando mi sono accorto in televisione che c'era questa trasmissione, mi sono messo a guardare, è stato nel 92, in primavera. Una trasmissione nella quale c'erano la figura del Pacciani, si vedeva? È stato presentato dal TG3 come Pacciani, agricoltore di Mercatale, indagato per i delitti del maniaco. Beh, allora lei cosa si ricorda? Io mi sono accorto che quella figura l'avevo già vista ed esattamente corrispondeva all'uomo che a Mercatale Valdipesa, l'avevo incontrato per caso in casa Ricci, mi aveva invitato e poi condotto a vedere una casa che diceva di avere acquistato per quelle bambine, volendo logicamente riferirsi alle proprie figlie, ed aveva l'aria del tenero padre di famiglia. No, vabbè, lasci. Commenti non ne faccia, riferisca semplicemente ai Sì, fatti. signore, sì, va bene. Fu quindi un'occasione, e lei come mai andò con questo signore? Così per cortesia? O c'era un motivo di interesse? Come mai andò a In via vedere? Sonnino 68? Sì. Io avevo 2 quartieri in vendita, liberi, completamente liberi, e con giardinetto anche, e ogni tanto quando avevo dei probabili acquirenti mi recavo sul posto per farli vedere e iniziare la contrattazione. In una di queste occasioni conobbe un signore che poi in televisione ha fatto 2 più 2 per intendere. Esattamente, ma la signora che l'aveva in casa non me lo presentò. E né lui si presentò. No, né lui si presentò. Comunque è sicuro che è il signore che è poi sul banco degli imputati. Sicurissimo, non ho nessun dubbio. Si ricorda per caso se quella figura o questo signore le ricorda qualche altro episodio? No, io pensai che effettivamente così, in senso naturale, Certo. siccome si parlava della zona di Mercatale, che forse poteva essere un guardone che avevo avvistato nel bosco. Ecco, ci vuole raccontare questo episodio e poi come mai fa questa similitudine, se non capisco Sì, male. signore, sì, signore. Ci racconta questo episodio e poi come mai in modo naturale lei collima le 2 persone. Sì, signore. Dunque, io ero con una signorina a Questo Porto, in che epoca, scusi? questo entro il 22 febbraio del 1981, Come mai è così sicuro? Non me lo può spiegare? perché ho guardato, e se no ce l'ho anche qui, la ricevuta di scarico dell'automezzo del Ford colore avorio che ho consegnato esattamente il 23 febbraio del 1981 alla commissionaria Fiat Scotti e Picone qui in Firenze, ritirando un altro veicolo. Quindi lei dice, siccome ricordo un episodio che aveva quel furgone, questo episodio è antecedente, perché in quella data lì l'ho venduto, è così? Sì, signore. Allora ci vuol
far capire cosa avvenne in questo episodio che lei ricorda, di questo furgone? Subito, signore. Dunque, stavo parlando con questa signorina. Dove eravate, mi scusi? Eravamo sulla strada che dal pian del Melograno si dirige verso Luiano e quindi verso il ponte di Cappello. Siamo in comune di? Comune di San Casciano Val di Pesa. Bene, grazie. Quindi era giorno o era sera? Giorno, signore. Giorno. Vidi una piazzuola dalla parte opposta rispetto al senso di marcia, cioè andavamo verso Luiano. Allora feci una curvetta ad U e entrai in questa piazzola. Questa radura, chiamata una piccola radura, era compresa fra il margine stradale e l'inizio della vegetazione boschiva. Mentre parlavo con la signorina, vidi un uomo nel bosco emergere all'improvviso dalla vegetazione. E subito mi preoccupai naturalmente di vedere un po' com'era vestito. Posso dettagliare? Dettagli, se lei se lo ricorda così bene. Benissimo. Allora, signori, per favore, silenzio. Aveva un berretto munito di visiera che come modello, ma non come colore, poteva un po' avvicinarsi a quelli in dotazione alle guardie del Corpo Forestale dello Stato. A lei gli dette quell'impressione lì? Guardia di Finanza, sì, come modello, sì. Non come colore. Questa aveva la visiera alzata. Cioè verso l'alto, non... Sì, verso l'alto. E poi, sotto questa visiera, alzata a fondo scuro, campeggiavano sul volto roseo dell'uomo degli occhiali che a colpo d'occhio ritenni a lenti chiare, ma poi, guardando un po' meglio, mi sembrarono del tutto sprovvisti di lenti. Così sembrò a lei? Sì, così sembrò. Allora stavo vedendo che cosa faceva questo uomo. La persona la vide o vide solo questo volto? No, adesso continuo. Prego, continui lei, mi scusi, signor pubblico ministero. Ce l'ha così presente? Per favore, silenzio, fate silenzio. Aveva il volto roseo, collo di tipo taurino, aveva anche un giubbotto di tipo impermeabile, tipo comune, color beige. Sul momento non riuscii a vedere altro, anche perché mi preoccupavo di cosa faceva quest'uomo, no? Quindi lei lo vide per qualche frazione di secondo o lo osservò per un po'? Lo osservai, ma non per tanto, perché mi preoccupavo del movimento, anche perché non stava fermo. Cercava, faccia conto che questo sia il furgone, disposto sulla coordinata ovest-est. Cercava, venendo davanti, di aggirare in parte il furgone in maniera da portarsi dalla parte dello sportello. Girava intorno al furgone? Dove c'era la signorina. Dalla parte della signorina? Sì, signore, cercava di portarsi da quella parte. Beh. E sfrecciava abbastanza bene fra le scope. Allora io misi in moto il furgone, convinto di dovermi allontanare subito da quella zona, e condussi il furgone a quota 469. Ci debba com'è preciso, signore. Come mai? Lei poi si è rimesso a ricostruire... Questo l'avrà misurato dopo, no? Sono un esperto in topografia. Ecco, vabbè. Dopo quindi lei si è rimesso a ricostruire la zona. Sì, signore. L'ha fatto dopo questa operazione. Allora la possiamo tralasciare. Poi l'ho fatto molto tempo dopo. L'ha fatto molto tempo dopo questa operazione di capire dov'era. Sì, benissimo. Signore. Veniamo al fatto. Questo signore che lei dice aveva queste caratteristiche gira intorno al furgone, lei diciamo si spaventa oppure non ne vuole niente? Ma spaventare non si è spaventato. A questo punto limitatamente. Limitatamente. Lei piglia e dice me ne vo per fatti miei. Bene. Mi allontano? E si porta da un'altra parte. Al di là della quota dove siamo in queste parti? Al di là della quota, proprio sulla quota c'è uno stradello che con senso di marcia detto, cioè viaggiando verso Panzano, si apre subito sulla destra e si inoltra nel bosco questo stradetto. Prima è pianeggiante, poi tende a salire. Ecco, proprio nel punto dove tendeva a salire, lei si ferma. Fermai il furgone. Poco tempo dopo ho sentito arrivare un motorino e guardando nello specchio retrovisore
ho inquadrato lo stesso soggetto che avevo visto prima, che era alla guida di questo motorino di colore rosso ed aveva ruote raggiate. Senta, e che tipo di motorino lei non l'ha visto, al di là del colore? Ma un ciclomotore, insomma, non era una moto, era un motorino. Sì, un ciclomotore, Bene. un motorino leggero, non una Bene, motocicletta giapponese per il... Benissimo, un motorino. Fatto per fare una distinzione. L'uomo, dopo aver disposto il motorino dalla parte opposta rispetto allo stradello dove ero entrato... Lei tutto questo lo vede nel retrovisore o lo guarda? No, lo vedi nel retrovisore, benissimo lo vedi. Lasciò il motorino, poi attraversò con magnifica disinvoltura il tratto stradale. Ecco qui il primo motivo di allarme. Guanti neri. C'aveva dei guanti neri? Sì, signore. Guanti neri, molto probabilmente di gomma o di plastica, quello non lo so. Aveva dei pantaloni color sabbia e scarpe da lavoro. E come mai, scusi, lei ebbe timore per i guanti? Sì, Vabbè, andiamo avanti. una cosa insolita. Ecco. Non faceva freddo, non faceva freddo. Aveva sempre gli occhiali, soliti occhiali. E il solito E cappello? l'abbigliamento già Bene. Dopo aver attraversato questo nastro stradale, appena mise i piedi nel bosco sembrava diventato un altro soggetto. Cioè? Aumentò l'andatura, procedeva più rapidamente dritto verso il furgone, con il ventre proteso verso il terreno. Veniva avanti come un gatto. Così. A questo punto, lo dico perché non l'avesse provato, quanto sia capace di ragionare velocemente la mente umana se un soggetto avverta un certo pericolo, o almeno sia per lei sembra un pericolo, vero? Valuti la situazione per quello lì. Il ragionamento che riuscì a fare mentale fu questo: il guardone conosce bene la zona ed è per questo che ha potuto rintracciare rapidamente il furgone. Fece tutti questi ragionamenti. Velocissimo. Sì. E poi cosa fece? Permetta, Prego. Ci sarà da temere qualcosa di peggiore, se Lei potrà pensò. raggiungere la cabina. Quei guanti, non fa freddo, pericolo di scendere e prenderlo a sassate. Lei pensò questo? Sì, signore. Discesi dall'automezzo, raccolsi dei sassi per terra, ma non è che lo attesi, gli andai incontro deciso anche, scagliandoli questi sassi, perché ormai ne ero infuriato. Quando questo soggetto sentì arrivare i sassi, si alzò in piedi e allora ricontrollai tutto l'abbigliamento subito e rimase anche bloccato per qualche istante, così. Ebbi paura in quel momento che potesse uscire un'arma, ma non ne impugnava e nemmeno... Non c'aveva nulla, c'aveva questi guanti. Ebbe ad estrarne, no, non impugnava. Bene. Anzi, si volse indietro, dopo avermi consegnato questa immagine, e se ne andò a riprendere il suo motorino. I sassi avevano fatto effetto. Verso Mercatale. Ok. E quindi lei se ne andò o rimase lì? No, io me ne andai, tornai a Firenze. Senta una cosa, questa figura che lei ci ha descritto ora le dice qualcosa? Facciani? Non ho altre domande, grazie. Ci sono problemi? Aspettava questa domanda lei? Non aspettava questa domanda? No. E come no? Come lo tratta? E come no? Ma non me l'ha mica detto. E come no? Comunque mi ha fatto una domanda, è chiaro io. Stia tranquillo, signore. Va bene così. Non ho altre domande. Prego, avvocato Colao. Prego, scusi, vuol precisare che ore erano? Ma circa le 15:30, signore. Pieno pomeriggio di sole, ho ragione di ritenere che molto probabilmente fosse sabato, perché il sabato e la domenica io andavo a far vedere i miei quartierini che avevo in vendita. Erano liberi, quindi avevo molte probabilità di negoziarli ed avevano anche un po' di giardino dietro. Giardino, piccolo terreno. Senta, scusi, riguardo gli occhiali, come poté ritenere... Assenza di che erano riflessi, senza signore. lenti? Fenomeno fisico molto noto. Assenza di riflessi sulla superficie vetrosa. Completamente. Senta, scusi, io noto che lei ha delle particolari capacità
di rilevare fatti e di ricordare le cose, anche topografiche, direi, il fatto di aver accertato a che quota era in un secondo tempo Certo. il livello della macchina in cui si Certo. trovava. In base a quali esperienze poggiano queste sue conoscenze? Ecco. Sono cresciuto nell'area del diritto positivo, nelle scuole civili e militari del nostro paese e ne vado orgoglioso. Va bene, ma questo no. La ringrazio molto, grazie. Signori, avete altre, signori avvocati di parte civile, avvocata? Nessun'altra parte. Benissimo. Avvocato Fioravanti? Sì, Prego. signora Comagni. Professore. Dottora Comagni. Professore, buongiorno, Professore. è stato il mio insegnante, ottimo insegnante, uomo di cultura ed è un galantuomo. La ringrazio, la ringrazio, la ringrazio. Ma erano tempi belli questi. Sì, Era prima dell'81. sì, Era prima perché dell'81. 69, Ecco. 69, 70... Erano belli perché io mi sono sposato nel 69. Ah, Senta un po', è parente di Mussolini Veniamo alle lei? ricorrenze, hai visto? No. Allora, benissimo. Volevo chiedere Veniamo se... a noi ora, Sì, però. sì, veniamo al processo. Volevo chiedere se lei è parente di Mussolini. Non so se sia pertinente la domanda. No, signor Presidente. voglio chiedere se è parente di No, Mussolini. chiedo scusa. Avvocato. Prima mi spiega perché... Ho avuto Questa veramente- Io al pubblico ministero non devo spiegare niente, lo spiego alla Corte. Io chiedo che le domande non pertinenti magari le evitiamo. Tra l'altro Francamente, questa o me la spiega prima o se no davvero non è pertinente. Sconfiniamo le situazioni politiche, signor Presidente. Ridiamoci sopra. Va. Perché non di Ornella Muti? Non lo so. No, ci Beh, sarebbe basta, un'inversione. finita la ricreazione, per favore. Veniamo a Ecco, lei mi dice che nel 1981 Sì, signore. vide il 23 di Mettiamolo, febbraio, ho detto, scusi, mettiamolo come limite superiore, fino al 22 perché il 23 è stato consegnato all'automezzo. Quindi- Se vuole, avvocato, posso produrre la Ecco. dichiarazione di quindi responsabilità. l'automezzo veniva consegnato di domenica? No, Perché può darsi se il che l'abbia- 22 è di vabbè, sabato, vabbè, può darsi che abbia consegnato lunedì, questo no. e allora vabbè. Quindi forse poteva essere un guardone che avevo visto nel bosco. Questa è una sua affermazione. Forse. Come deriva questa affermazione sua, localizzata il 22-23 febbraio dell'81? Da che cosa? Da quale convinzione? Ho venduto automobili per 25 anni, i guardoni li conosco perché molte volte quando provavo le macchine mi sono trovato circondato e sempre sono disceso e le ho mandate via così parlando. Lei per caso andava a provare le macchine nelle stradine sterrate in mezzo ai boschi? Le provavo dappertutto perché vendevo anche i fuoristrada, avvocato. Ah, benissimo. Sono stato il più grande venditore di automobili di Firenze, come soggetto dipendente. Se c'è qualcuno qui che può smentirmi, lo faccia pure. Vedremo quante ne avrà vendute. Sì, ma lei deve rispondere alle domande che faccio io, Sì. non alle sue, non tenere molto ad allargare il No, campo. professore, dove rispondo? Ecco, lei risponda alle domande. Dunque, lei mi ha detto che questo signore, che per me non è Pacciani, ma per lei è Pacciani, Ma lei non c'era. questo signore, e non è detto, io ho una... Ma c'era quel giorno lì? Quel giorno lì per, Per me non carità, era Pacciani, per non carità. avevo ancora riconosciuto. Silenzio, silenzio. Se Io no, ero qui, il suo professore. studi, professore, io l'ho riconosciuto in televisione, quel giorno lì non sapevo che era Pacciani. Capito? Ma poi in 10 anni, un salto di 10 anni indietro, Sì. lei ha collegato, era Pacciani. Perché non si ricorda che alla scuola mi chiamavano Pico della Mirandola? Lei certo con queste domande non mi fa essere più professore suo. No, per No, carità. No. però Lei se lo invece ricorda? questo signore è una persona che offre dei riscontri Per carità. più Dunque, precisi. Poi lei ha annotato poi sarà bene. tutto da valutare. Sì, ha annotato bene che pantaloni color sabbia, Quello sabbia, sì, signor. berretto con visiera tipo guardiaboschi o guardiacaccia, E come in modello? occhiali probabilmente senza lenti perché mancavano di riflessi.
Esatto. In quante frazioni di secondo lei ha potuto constatare questo? Il motore diesel non parte subito, avvocato. Ci La mette un ringrazio, pochino. la ringrazio delle risposte avute, grazie. Ecco. Avvocato Bevacqua, silenzio per favore. Senta, lei che è Pico della Mirandola secondo, Mi chiamavano, non lo è che lo chiamavo, fossi. Non è che lo fossi. o ovviamente. parente di Benito, Non parente, mia madre si chiamava Peschi e mio padre a Comandi. Quindi no. no, credo che no, siccome il professore ha detto che... Andiamo avanti, Avvocato, le io domande. ho una Le grande domande, stima per lei, ma non mi faccia più. signora mi Comandi. dirà che mi chiamano Rosario. Lei si Vabbè. chiama Benito e mi chiamo Rosario. Va bene. No, Io ho 4 santi dalla mia, lei ce n'ha uno solo morto. Allora, Andiamo. no, io non ce l'ho. allora, al di là di questo, lei so che è un ottimo venditore, l'ha detto lei, Di vero? automobili. Di automobili. Ne ha venduti tantissimi. Lo ero, sì, sì. Quindi qualche volta vendeva qualche macchina che non era proprio... Ma scusate, la pertinenza... Aspetti, l'ha detto lui. Sì, sì. No, che qualche macchina non l'ha detto. Non l'ha detto. Ha venduto tantissime macchine. Fuori strada. Ha detto dei fuori strada. Certamente, ha Allora venduto facciamo la tante domanda. macchine, Avvocato, ha detto per la verità dei fuoristrada. anche dei fuoristrada. Anche dei fuoristrada. Non macchine che andavano fuori strada. Fuori strada. Non lo so, io volevo arrivare a questo e lei mi ha Sì. preceduto, Presidente. Dica, Ne ha venduto moltissime, quindi lei era un abilissimo venditore, ma lo ero, sì, sì. lo era, quindi lei vendeva parlando, o no? Scusi, vendevo... Magnificando la sua merce, dicendo questa macchina è bellissima, ottima, lo chassis va bene, non è stata battuta, Se non lo era battuta, se no... qualche volta se lo era, diceva ma è stata battuta, ma è stata messa bene, insomma No, vendeva no. benissimo. Da Brandini eravamo molto seri, se era urtata la vendevamo per urtata. Comunque lei era una persona che vendeva bene le macchine. Sì, giusto? sì. Oh. Lei dice di avere fatto questa dichiarazione perché? Lei lo dice, ma perché? Come? Quando la fa la dichiarazione? Come si rivolge? A quale Chi la dichiarazione? chiama? Perdoni, a quale dichiarazione si riferisce? Queste su cui il pubblico ministero ha fatto le domande. Può rileggermela per cortesia? No, se no devo fare la contestazione. No, vuole sapere semplicemente l'avvocato. Ah, l'interrogatorio che Sì, ha certo, fatto certo. il dottor Vigna, dottor Sì, Canestro. dottor Vigna dopo e prima nel febbraio 93 dal, credo, la SAM. Sa cos'è la SAM? Sì, sì, squadra antimostro. C'ho il genero in questura, guardi. Oh, ora si spiega tutto, va benissimo. Allora c'è il genero in questura. Sì, Si ma no. spiega tutto. No, no, assolutamente, ma che Lo scherzo. spiega lei, Si avvocato. spiega tutto. Lo spiega lei, avvocato. Me l'ha detto lui, non lo Sì, sapevo. certo. Senta, mi dice Sincero questo- di così. Meglio di così. Certo. Dunque, c'è il genero in questura. Quindi a quest'ora in questura lei che fa? Quando mi ha interrogato, La SAM. mi ha Come fatto va questa, lei? mi ha fatto Come va? questa, Glielo dice a suo genero mentre mangiate la pasta mi asciutta? hanno convocato. L'hanno convocato. Perché? Perché il signor Pacciani aveva fatto una sciocchezza, aveva segnato un numero di telefono Si chiama Alemanni, però. che corrispondeva a quello di mia sorella, ma che non era più in elenco da diverso Secondo lei tempo. perché sarebbe una sciocchezza questa? Scusi? Mi spieghi la sciocchezza? Forse Che cosa- facciamogliela spiegare, Perché? se no non... Perché? No, sto spiegando, sto chiedendo perché. Perché teneva questo numero che non era più in elenco da tanto tempo. Per quale ragione? Questo lo sa lui, non lo so io. E chi gliel'aveva dato? Ah, non lo so. Se non era più in elenco, chi gliel'aveva dato? Ma aveva avuto lei a che fare? Pacciani, per cortesia, non faccia né versaggi né mi Guardi, oltraggi. guardi, no. i tempi passati sono passati. Va bene? Silenzio, Benito. silenzio, non ho visto cosa ha fatto. Non ha Lei Pacciani stia buono. Fatto così. Ha fatto così. Guardi, Ma, no, io non l'ho vista. No, ricorda Pico della Però la Miranda. faccio allontanare se ci riprova. Allora, senta, Stia zitto. lei ha detto esattamente, quindi a un certo punto hanno fatto questa ricerca su di lei, hanno visto che lei aveva questo telefono prima Sono risalito. e hanno ricollegato, penso, questo numero di telefono alla data nella quale lei pare che abbia incontrato, o in quel periodo, il signor Pacciani per questi quartieri, o no?
Non lo so, le posso dire questo perché ho controllato, perché io avevo un vecchio elenco dell'83, l'ho guardato proprio in questi giorni. Nell'83 quel numero di telefono non c'è già più. Quindi può darsi che fosse nell'82. L'aveva preso prima. Chi gliel'aveva dato? Ma scusi, lei non ha detto che aveva conosciuto il Pacciani prima dell'83? No, signore. Scusi. Ha capito molto male. Ah, no, ho capito Io male. le ho detto che ho conosciuto Pacciani alla televisione durante la trasmissione del 1992, primavera, di G3 Serale. Ho capito, ma lei aveva detto anche che aveva conosciuto Pacciani per gli appartamenti alle bambine, o no? Nell'81 sì, dopo e che era quindi successo l'81 il si sa, a meno che lei sa tutto, anche sulla aritmetica, si sa che l'81 viene prima dell'83, o no? L'81 viene prima o no? Ma io non ho mica controllato quando è stato alla SIP, quando è stato lei ha tagliato. detto, suggestionando, perché lei No, sa vendere molto bene la sua merce, ha detto che nell'83 lei ha confrontato e nell'83 il suo numero di telefono non c'era più nell'elenco, però lei, il signor Pacciani, l'ha conosciuto nell'81. Se l'ha conosciuto nell'81, lei l'ha controllato. Ha preso il numero quando c'era, scusi avvocato, ma si la zappa su piedi lei. Ma quale zappa, amico? Guardi, io non so zappare. No, l'ha preso, anche perché per me il terreno purtroppo è troppo lontano, essendo molto alto. Senta, abbia pazienza, lei ha detto nell'83, ha visto e nell'83 il suo numero di telefono non c'era più. Nell'81 c'era. Non il mio, scusi, era un Di numero sua di sorella. telefono che era intestato. Perché mi dice a che mia ha sorella. fatto un errore, Pacciani? Perché ha tenuto quel numero che non serviva più Ma a ha noi. tenuto perché è stato Io in non galera so. per tanto tempo, scusi. Ha tenuto. E gli hanno rovistato tutto, anche tutto gli hanno rovistato. Vabbè, allora. Non l'ho ordinato io. No. Vabbè, ma lei è contiguo, abbia pazienza. Dunque, allora, al di là di questo, io ho conosciuto in passato, ma non sapevo che fosse Pacciani. Lei ha detto questo. Per quanto riguarda la mia conoscenza con Pacciani, Pietro, voglio preliminarmente chiarire che il personaggio di cui parlano attualmente le cronache per le indagini sul mostro di Firenze, io l'ho conosciuto in passato, ma non sapevo che fosse il Pacciani. Esatto. Va bene? Lei dice, ad un certo punto, che questa signora si può trovare, questa signora o signorina? Adesso di sì, si chiama Assunta Ricci Vedova Mancini. Questa signora chi sarebbe? Era la mia confinante, io non la vedo più da tanto tempo però. No, ma la signora che stava con lei nel pullman. Ah, la signora si chiamava Irene Damiani, è deceduta. È deceduta? Sì, che io sappia sì. È deceduta? Quindi non si sa, si deve cercare... Avvocato, è morta. Ma è deceduta. È deceduta. È fare dei miracoli. Silenzio, silenzio. È deceduta. Non siamo a teatro. Senta, lei ha detto che questo giorno era con questa persona, a un certo punto ha visto questo tizio che aveva il collo taurino come tanti, anche lei, anche io, Sì. ecco, che aveva il collo taurino, eccetera, eccetera, e fu in particolare lei così gli rimase impresso il fatto che avesse una specie di cappello, va bene? Un berretto, berretto. detto con visiera, Con visiera e degli occhiali, che mi sembrarono sprovvisti di lenti a montatura scura, ecco, non le sembra di che... ebanite o materiale simile. Ma questo si mostrò parecchio davanti a lei, Come dice? si mostrò parecchio il volto davanti a lei, lo mostrò abbastanza. Teneva a consegnarmi quell'immagine, Chi? secondo me. Lui? Sì, signora. Vabbè, era un po'... Non lo so. Questo Teneva lo a deve dire consegnarmi lui, quella immagine. perché è successo la prima e la seconda volta, quindi lo deve dire lui, perché voleva Lui chi? che memorizzassi. Lui chi? Il signor Pacciani, perché voleva che memorizzassi Perché il signor quell'immagine? Pacciani, scusi? Come fa lei a dire Perché che quella voleva... persona... No, perché... Come fa a dire lo che quella diciamo, persona è il signor lo Pacciani? diciamo oggi, scusi, lo diciamo Ah, oggi. lo dice lei oggi, perché Lo diciamo lei oggi. quando fu sentito dallo stesso dottor Vigna, lei disse questo:
nel tempo, prima di quando il Pacciani mi portò a vedere una casa in Piazza del Popolo a Mercatale, dicendo che l'aveva acquistata per quelle bambine, ripetendo più volte questa affermazione. Esattamente. Mi si fa presente che allora io avrei già dovuto, perché il pubblico ministero ha paura, dice ma questo che dici? No, è serio, non ha paura di nulla, caro lei. I pubblici ministeri non hanno mai paura di nulla. È serio. Siamo noi che abbiamo paura. È serio. Vada avanti, avvocato È serio. Dell'Acqua. E allora sto cercando. Proseguiamo, signori, per favore. Mi si fa presente che allora io avrei già dovuto riconoscere nel guardone il Pacciani. Il pubblico ministero seriamente, come dice, sostiene e gli do ragione, ma dice come mai questo all'ultimo momento, ma dice questa cosa. Ma le dico francamente che questo non avvenne e che il collegamento fra il guardone ed il Pacciani io l'ho fatto quando ho rivisto quest'ultimo in immagini televisive riprodotte sul giornale. Controllavo tutto, logicamente. Sì, ho capito, scusi, lei ha detto questo al pubblico ministero, non è che l'ha Sì, detto a vabbè, me, vabbè. capito? Ma Lei dopo fa le un spiego collegamento, dopo le spiego dopo perché. 10 anni, lei fa questo collegamento, dopo lei la domanda la faccio io, lei mi risponde. Sì, ma dopo le spiego perché, se vuole che le Ma io spiego. non la voglio spiegare, io l'ho fatto quando ho rivisto quest'ultimo in immagini televisivo riprodotte sul giornale e in particolare feci il collegamento quando in taluna di queste immagini io lo rividi con un berretto con visiera portata rialzata che mi richiamò alla memoria l'uomo visto nei dintorni di Crespello. Cioè lei sembra che al pubblico ministero dica alle contestazioni legittime del pubblico ministero, come fa lei all'ultimo momento, va bene che lei c'ha in casa un dipendente della questura, come fa lei all'ultimo momento così dopo 10 anni a ricordare il Pacciani? Lei dice che ricorda questa persona perché ha visto il Pacciani con un cappellino in su. Conferma questa circostanza? Dunque, mi permette di chiarire? Conferma o non conferma? Mi permetta di chiarire? No, se no conferma non arriva- questo che le ho detto. Avvocato. non arriva nemmeno a capire. conferma, Se non mi non dà modo di conferma, spiegarmi, adesso ce lo scusi. dico. Allora, il pubblico ministero e il procuratore capo, dottor Pierluigi Vigna, mi hanno fatto questa domanda, ma io ho detto subito che avevo fatto 2 segnalazioni già nel 92 al comando dei carabinieri. Quindi, allora il dottor Vigna cosa ha detto? Ha tenuto una copia di questo? E io ho detto no. Perché non ho tenuto una copia? Perché con i carabinieri ci sono stati insieme in caserma, non ho bisogno di tenere copia. Questa è la ragione. Quindi questo accadeva nel lo 93, mentre le segnalazioni erano state fatte Però nel dunque, 1992. siamo d'accordo, va bene, nel 92 lei fa questa segnalazione, Sì. dopo aver visto il berretto del Pacciani. No, dopo aver visto la trasmissione televisiva, dico che questo è l'uomo che mi ha portato a vedere la casa di quelle bambine. Sì. E domando ai carabinieri se poteva esserci qualche collegamento con il guardone che avevo visto a Mercatale, così. E Non lei ho lo avuto riconosce risposta. attraverso questo cappello, perché Non lei ho dice, avuto risposta. lo rividi di queste mani, lo rividi con un berretto con visiera portata rialzata che mi richiamò. Lei che è pico della Miranda alla Sì. memoria, dico, Il soggetto. l'uomo visto nei dintorni di Crespello. È vero questo? Sì, e anche dopo. Quindi, praticamente alla sua memoria portentosa richiama questa sagoma di questa persona un cappellino con la visiera. No, non soltanto. Lei il così ha cappellino. detto. La fotografia. Non ho più domande, grazie Sì, ma la Presidente. fotografia Non ho domande. non mettevo un cappellino, Senta, Prego. signora Comani, Sì, ma sì. lei oggi, con tutta sincerità, in tutta coscienza, vedendo il Pacciani Sì, sì. di persona, sono passati tanti anni, eccetera, Sì. è in grado di confermare Non solo sono in grado di confermare questo, ma sentite che cosa ha fatto Pacciani dopo che io avevo parlato di motorino rosso all'autorità giudiziaria ed anche di occhiali che mi sembravano sprovvisti di lenti. Nell'agosto del 1992, dopo che il dottor Vigna proprio l'aveva detto, dove ha messo questo motorino? Aveva un motorino rosso lei, aveva anche degli occhiali che si erano rotti,
Poi c'era una terza questione, sollevata da un anonimo, non sono io, se Pacciani la vuol sapere. Allora, Senta, ma noi guardi, le sue considerazioni non Sono ci interessano. fuori della testimonianza. Sono fuori da testimonianza. Vabbè. Io le ho semplicemente domandato se, vedendolo oggi di persona, lei è in grado, Sì, sì. sono passati anni, le fisionomie cambiano, di confermare quel, diciamo, riconoscimento che lei avrebbe operato nelle circostanze che già sappiamo. Sì, signore. Io non ho altre domande. Nessuna, grazie il PM. Può andare, grazie La signor ringrazio. Giovanni. Buongiorno. L'uso delle telecamere, va bene. Allora potete riprendere. Vuol leggere quella formula? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol dare generalità? Dottore, Allora, per cortesia? Caselli Vinicio, nato a San Casciano Val di Pesa, 12-12-35, residente a San Casciano Val di Pesa, mercatale, via Nunzi 60. Vuole rispondere cortesia, dottore, alle domande del pubblico ministero? Antonio. Il dottore può spiegare innanzitutto qual è la sua professione? Io sono medico chirurgo e sono medico di base su a Mercatale Val di Pesa. È stato mai medico della famiglia Pacciani? Sì, sono stato medico della famiglia Pacciani da quando vennero a Montefiridolfi fino all'età, fino all'85-86. No. Ora l'anno preciso in cui loro cambiarono medico io non me lo ricordo. Anni? Penso sicuramente per più di 10 anni. Ci può dire qualcosa in merito, ovviamente, al periodo in cui le ha conosciuti lei, sullo stato di salute del signor Pacciani? Aveva problemi, veniva da lei spesso o raramente, manifestava qualche patologia? Per quello che mi ricordo di quel periodo non mi sembra che ci fosse qualcosa di rilevante a carico del Pacciani. Ricorda se nel 1980-81 aveva gli occhiali o lei gli ha prescritto Dunque visite oculistiche? lei capisce bene, si parla di 14 anni fa. Sì, effettivamente mi rendo conto E della quindi- domanda, ma lei su questo ha già risposto. Volevo che alla polizia giudiziaria, volevo se faceva mente locale su quel tipo Io di... facendoci mente locale non mi ricordo assolutamente di aver prescritto né visita oculistica né accertamenti di quel genere. Era questo che volevo sapere. E al contrario, se lei lo ricorda, sulla base di questo suo precisazione, ha mai visto il Pacciani in quell'epoca lì con gli occhiali? No. Mai? Fino all'85, l'anno in cui... Non le sento. Ecco, l'anno preciso... Comunque lei non l'ha mai veramente visto. no. Senta una cosa, per quanto riguarda i compensi per questa sua attività di medico, a parte ci ha spiegato era medico di base, si offriva di pagarle onorari il signor Pacciani? No, questo mai è successo. Mai successo. Lei sa per caso, se lo sa ovviamente, se all'epoca, anzi quale poteva essere nel 1980 il prezzo di una visita oculistica, deduco privata? Noi abbiamo un appunto del Nel signor 1980. 80-81, se lei è in grado, se lei lo sa o se è in grado di ricordare. No, proprio non vorrei dire delle stupidaggini, no, questo non sicuramente un po' meno di 50.000 lire, penso. Poi lì dipende anche dalla figura, dal professionista che fa la visita Certo. oculistica, c'è che le oscillazioni sono piuttosto ampie. Certo. Lei ha conosciuto anche gli altri familiari? del Sì, signor le Pacciani? figlie e la moglie. Ricorda se a loro per caso nello stesso periodo ha prescritto occhiali? No. Non lo ricorda o No, lo le esclude? bambine erano piccoline e non avevano bisogno di occhiali. Io non mi ricordo di aver mai prescritto A nessuno della famiglia? A nessuno della famiglia, esatto. Ricorda di aver notato, se è mai stato in casa, quali erano i rapporti
padre, altri familiari? No, senta, in casa ci sono stato molto poco perché in quest'arco di tempo evidentemente la salute di tutta la famiglia era abbastanza buona, perché io mi ricordo di esserci stato pochissimo. Ricorda... Si parla di una volta o due nel giro anche di 10 anni. In questi brevi o rari rapporti ha mai avuto la possibilità di capire quali erano i rapporti padre-figlie, marito-moglie? No, assolutamente. Niente di anomalo? No. Non l'ha avuto la possibilità. Un'ultima cosa, ha mai parlato con lei il signor Pacciani di malattie particolari per le quali aveva necessità di usare un vibratore? Mi sembra, dunque, del vibratore me ne ha parlato il Pacciani e questo mi è rimasto in mente perché me ne ha parlato per 2 sere consecutive, ma non per spiegarmi, mi è rimasto in mente perché lui era come se volesse portare alla mia conoscenza che lui possedeva o faceva uso di un vibratore. Poi insomma, per che cosa lo usava? Sembra che per che cosa lo usava, forse per una sindrome emorroidaria, però quello che mi è rimasto in mente è che proprio per 2 sere consecutive lui mi parlò dell'uso di questo Lei ci apparecchio. può ricordare in che periodo fece questo? Guardi, questo veramente... All'inizio o al termine del vostro rapporto professionale? Forse sul termine. Sul termine. Quindi lei ci ha indicato... No, ma guardi, l'indicazione dell'anno è un po' difficile, sì. Comunque nell'ultimo periodo. E lei ha avuto questa sensazione, cioè che fu lui a parlargliene sì, esatto. Quasi lei ci dice per metterla a conoscenza di questo. Esatto. Questo strumento ha effettivamente o meno la possibilità di essere usato in alcune patologie che lei sappia? Non mi risulta. Ecco, non ho altre domande, grazie. Avvocato Colao, prego. Dottore, scusi, Prego. lei si ricorda un episodio in cui al Pacciani fu estratto un vibromassaggiatore dall'ampolla rettale all'ospedale circa il 76? Dunque, me lo ricordo per sentito dire, perché io non ero presente quando il Pacciani venne, mi sembra, a casa mia una mattina dicendo che gli era successo questo inconveniente. Io non ero presente, per cui lui poi, o perché fu consigliato di sua spontanea volontà, andò all'ospedalino di San Casciano dove gli fu estratto. Gli fu consigliato il ricovero? Il ricovero no, credo di no, gli fu consigliato unicamente di presentarsi al pronto soccorso di San Casciano. Senta, scusi dottore, riguardo le parlò naturalmente di avere, perché già l'ha riferito prima in parte, che lei dice che non aveva problemi alla vista, no? Però ha detto che il Pacciani non aveva problemi alla vista. Lei, avvocato, deve sempre tenere presente che si parla di 14 o 15 anni fa. Sì, capisco. Quindi non però è tanto. In linea di massima, sì, in linea di massima non mi risulta. Io non mi ricordo, non mi risulta né problemi. quello né altre patologie particolari. Allora si ricorda un episodio in cui il Pacciani la informava che doveva farsi degli occhiali perché aveva 2 diottrie in più. Non mi ricordo. Verbalizzato, Come? Lei lo verbalizzò questo particolare delle 2 diottrie in più, cerchi di un tantino di soffermarsi. Dice, ho 2 diottrie in più. Non glielo posso dire con sicurezza, non me lo ricordo con sicurezza. E il discorso di 2 diottrie in più, Sì. proprio detto così, io ho 2 diottrie in più, è positivo o negativo per la vista? Ma mi sembra sia positivo. Cioè uno che vede meglio del normale, quindi Esatto. era un modo di esprimersi errato in ogni caso. Esatto. La ringrazio dottore, non ho altre domande. Nessun altro? Prego, avvocato Bevacqua. Senta dottore, lei ha reso 2 dichiarazioni.
una alla SAM, squadra antimostro, e una poi al signor pubblico ministero, dottor Canessa, che è qui presente. In una di queste dichiarazioni lei ha detto, che l'ha confermato anche stamattina, che lei era il medico curante del signor Pacciani per i primi 10 anni. Ma avvocato, sono sempre, ecco, io diciamo circa più o meno, perché francamente non lo so nella maniera più assoluta. Poi lei, su richiesta insistita del signor pubblico ministero, ha detto quante volte veniva da lei il Pacciani rispetto ai familiari, e esattamente, pur essendo medico di tutta la famiglia, quello che vedevo più spesso era il Pacciani. Esatto. La confermo questa circostanza. E poi ha fatto anche riferimento alla ripetitività, cioè a quante volte comunque il Pacciani poteva venire nell'arco di un anno. Io gliela leggo, vediamo se va bene, prego, se conferma. Non è che non è che il Pacciani venisse da me spesso in ambulatorio, sarà venuto con una media di una decina di volte all'anno. Sì. Quindi decina di volte all'anno per 10 anni Pacciani, così orientativamente sarà venuto da lei un'ottantina, un centinaio di volte. Bene. E quindi queste patologie di cui lui era sofferente potevano essere di varia natura. Dalla pressione al diabete, esatto, a qualche altra cosa. No, diabete magari no. No, non era diabetico lui. No, diabete comincia già a parlare di una malattia abbastanza importante. Quindi poteva, abbastanza importante. Quindi questo calo di vista eventuale, lei non lo ricorda, poteva rientrare in questa specie di piccole patologie di cui poteva essere sofferente il signor Pacciani. Cioè, oggi mi si è annebbiata la vista, oppure mi fa male il braccio. No, non mi risulta di questa vista. No. Però lei ha dato delle spiegazioni a proposito delle famose 25.000 lire la somma relativa ad una visita medica, e lei dice questo. Sempre di 25.000 lire, molto orientative. Non sono in grado di dare grosse spiegazioni su tale annotazione, oltre che su tale annotazione, sì, un'annotazione che gli ha fatto vedere il pubblico ministero sul sì, blocco. Sì. Oltre a ciò che ho già detto, posso aggiungere che l'IRE 25.000 all'inizio degli anni '80 poteva essere l'onorario di una visita oculistica di un medico privato. Sì. Questo lei lo conferma, queste circostanze? Io su L'ha quelle detto, allora, 25.000 lire io gliela porto, insomma, gliela diciamo produco, anzi 20, produco il documento. diciamo 15, diciamo 30, vabbè, insomma orientativamente poteva essere. All'epoca qualche oculista che veniva da Firenze visitava o presso l'ottico Gianni di via Machiavelli, che per la verità si chiama Gerardo Gherardi, o presso l'ambulatorio di una delle due farmacie. Conferma anche questa circostanza? Esatto. Grazie. Le due diottrie di cui parlava il collega di parte civile sembrerebbero che sono due diottrie in più, che sembrerebbe una prescrizione di un occhiale con 2 diottrie in più, sembrerebbe questa, no? Perché se no non si capisce, 2 diottrie in più. Me lo spieghi? Sì. Se io vedo scritto in un appunto 2 diottrie in più, poteva riferirsi a una prescrizione, alla taratura degli occhiali. Ecco, può riferirsi alla taratura degli occhiali? Potrebbe riferirsi. Però se no, capito, se noi siamo fuori dalla... Sì, potrebbe. Un'ultima considerazione, un'ultima cosa che lei ha detto, voglio sapere se lei la conferma. Lei ha scritto così: confermo, come ho già detto alla polizia giudiziaria, che il Pacciani diceva di avere problemi di emorroidi e che usava un vibratore. Questo lei ha detto. Ricordo che un sabato venne a casa mia, io non c'ero, e andò al pronto soccorso per ritenzione di un corpo estraneo. Sì, esatto. Vero? Sì. Quindi lui prima gli aveva detto che aveva problemi di emorroidi, collegando questi problemi di emorroidi all'uso di un vibratore. Sì, lui aveva più parlato del vibratore e non delle varici emorroidarie, comunque sì. Quindi conferma questa circostanza. Ecco, io produco questo documento, grazie signor Presidente, per le contestazioni implicite che sono state. Grazie, non ho altre domande. Avvocato Fioravanti, prego.
Dottor Caselli, lei è stato medico del Pacciani da quando è venuto a Monte Firidolfi o a Mercatale fino al 1987 di maggio. Ecco, lei lo sa meglio di me. Ecco, questo risulta da atti e anche sì. da certificazioni sue Esatto. che ha fatto per il Pacciani. Lei ha prescritto mai al Pacciani questi medicinali? Persantin 75, Nitrodur e Calvasin. Avvocato, che cosa gli devo rispondere io? Se c'è una mia certificazione di questi prodotti, gliel'avrò prescritti certamente, però come faccio a ricordarmi di avergli prescritto un Carbasin o un Nitrodur, eccetera, a distanza di 10 o 11 anni, ma come di 8 anni? Ma come si fa? No, guardi dottore, che il Persantin lei al Pacciani gliel'ha prescritto poco prima di entrare in carcere nel maggio dell'87. Può darsi, se c'è una mia ricetta. Ecco, il Persantin per che cosa serve? Il Persantin è un antiaggregante piastrino e si adopera soprattutto per le forme circolatorie. Forme circolatorie. E il Nitrodur? Nitrodur è un cerotto e si mette un nitroderivato e serve per le forme anginose. Il Calvasin? Calvasin lo stesso si adopera per le forme anginose. Ecco, per le forme anginose. Quindi questi tre medicinali presupponevano delle sintomi particolari in un soggetto da lei curato. Presupponevano, scusi? Dei sintomi? No, più che altro presupponevano dei sintomi o una malattia. O malattie persistenti. Sì. Ecco, lei ha mai letto le cartelle cliniche, i diari clinici di alcuni ricoveri di Pacciani, sicuramente dopo che è venuto a Mercatale? Se il Pacciani in quel periodo è stato all'ospedale... Dal 73... Sì, certamente io poi ho letto le cartelle, quando lui è tornato, cioè ho letto la relazione dell'ospedale. Ecco, la relazione... Avrò letto, sicuramente l'avrò letta. Ecco. Se lui me l'ha portata io l'ho letta. Ecco, nel 78, glielo ricordo io, il Pacciani fu ricoverato prima a Careggi dal professor Pizzetti e poi in una clinica vicino a Mercatale, a Tavarnelle Val di Pesa, sì, è vicino a Mercatale, per il professor Bozza, per una malattia particolare che sta accompagnando tuttora Pacciani. Lei ricorda questo? No, non me lo ricorda poi. Lei dopo il 78 ha curato Pacciani per postumi di infarto miocardico e per angina retrograda. Ecco, lei ha curato Pacciani per questo. Ricorda un infartuato tra i suoi mutuati di Mercatale? Ma avvocato, io me lo ricordo, non me lo ricordo nitidamente questa faccenda dell'infarto. Proprio non me la ricordo, anche perché sono 16 anni, ma non l'ho presente molto bene, molto chiara. Ecco, il Persantin si dà per prevenire l'infarto o per curarlo? Si può dare nell'uno e nell'altro caso. E Calvasin e Nitrodur per prevenire? Si può dare in tutti e due i casi. In tutti e due i casi. Quindi due ipotesi che lei sicuramente si sarà fatto, cioè avrà fatto. Perché io do a Pacciani il Persantin? Sicuramente ci saranno state le... E lei ha misurato mai la pressione arteriosa al Pacciani? Credo sicuramente sì di sì. Ecco. Dalla misurazione della pressione arteriosa lei ha potuto rilevare che Pacciani era un soggetto infartuato o... No, assolutamente no. No. A rischio, soggetto a rischio. Avvocato, io non me lo ricordo questa faccenda qui del rischio del soggetto del 78. Il Persantin 75 si dà proprio ai soggetti a rischio. Sono un profano della medicina. Il Persantin 75 si dà a dei soggetti in cui ci sono delle patologie particolari. Ecco, è una patologia particolare anche l'infarto. Torniamo un attimino a quello che impropriamente in quest'aula è stato chiamato vibratore, perché vibratore non era. Pacciani viene da lei e racconta. Pacciani, penso che o gliel'ha mostrato
un idromassaggiatore che, come dalle sue parole nella verbalizzazione o nelle annotazioni quando è stato sentito, lei dice che era per curare le emorroidi, lo dice sindrome emorroidale lei, questa parola precisa tra virgolette. Trattavasi di massaggiatore, di idromassaggiatore o di vibratore? Sono due cose diverse. Non lo so, avvocato, io non l'ho visto mai questo apparecchio. Ma le emorroidi si curano con un idromassaggiatore? Non glielo so dire. No, io... Si domanderà un medico. Si domanderà a un medico, Sì, devo domandare dice a un l'avvocato proctologo, Bevacqua. sì. Ecco. A un medio un po' particolare, chiediamo. È un metodo purtroppo che noi non conosciamo, o meglio Sì, non lo conosco neanche io, avvocato, il metodo della cura Confermo, delle... Pacciani diceva di avere problemi di emorroidi e che usava un vibratore. Sì, un vibratore è una parola, è idromassaggiatore comunque. Insomma, io non l'ho Quello visto. che ci aveva infilato dentro quando andava all'ospedale era un vibratore. È detto che è un vibratore, però È detto. evidentemente per massaggiare deve un po' vibrare. Non lo so, c'è nel verbale. Il dottore dice che il vibratore non serve per usi terapeutici. Sentiamo un proctologo. Presidente, se qualcuno si volesse togliere qualche dubbio, nei verbali di sequestro c'è sequestrato qualcosa di simile, con tanto, se non ricordo male, di foto e così Non ci la interessa. difesa, intendevo dire, si toglie qualsiasi dubbio sul punto. Ma io potrei anche col permesso della Corte chiedere ad una farmacia e portarvi un vibratore e un massaggiatore in per visione. carità, ci basta. In visione. questo. Oh, Ecco. lasci. Ma noi siamo pratici avvocati, ne abbiamo visti tanti. Tranne che servisse per curare le emorroidi, questo non lo sapevamo. Altre domande, signori? Nessuna LPM. Avvocato Fioravanti, altre domande? Sì, da fare? un'altra domanda. Prego, allora. Ecco, lei si potrebbe sforzare di ricordare se a Pacciani, e io glielo ripeto questo perché ho avuto molti dubbi su questa particolare sua deposizione qui, sulla questione occhiali, perché Pacciani entra in carcere nel maggio 87. Quando entra in carcere lui ha degli occhiali e che vengono depositati al casellario, e dal casellario risulta, dal diario clinico inviato a noi, cioè dato a noi dal pubblico ministero, un diario clinico del maggio 87, viene ordinato al casellario di restituire a Pacciani occhiali a lenti per presbiopia. E ordinando anche una visita dentro il carcere, maggio 87, perché la vista a Pacciani si era abbassata, la miopia era aumentata. Io posso anche depositare questo alla Corte. Comunque, aspetta, lo devo trovare, lo deposito fra due minuti appena ho finito. C'è un diario clinico, l'ho visto proprio ora, del carcere, dove si ordina al casellario di consegnare a Pacciani degli occhiali che aveva portato quando è entrato in carcere, ordinando anche al punto 2 una visita medica per abbassamento di miopia. Lei ha mai sentito parlare di miopia in Pacciani, di presbiopia in Pacciani? No. Grazie. Avvocato Colao? Scusi dottore, Si riserva sul punto di produrre il documento, Presidente. Va bene. una precisazione, se lei può. Lei ha detto naturalmente che il Pacciani venne al suo ambulatorio e 3 o 4 volte, arrivato sull'uscio, gli disse se il vibratore faceva bene per le emorroidi, senza chiederle nessun parere medico però. Ecco. E poi ha riferito che ci fu l'episodio dell'estrazione ospedaliera
di questo vibratore perché non se lo poteva togliere da sé, evidentemente. Allora io le chiedo, lei che, essendo questo un fatto piuttosto insolito, perché naturalmente non penso che capiti tutti i giorni a un medico un discorso del genere, sa collocare nel tempo se avvenne prima l'episodio ospedaliero e poi le notizie che il Pacciani chiedeva a lei all'ambulatorio? Prima le notizie e poi il fatto ospedaliero. Prima le notizie e poi il fatto ospedaliero. Grazie, dottore. Un'ultima cosa, senta, le risulta che il Pacciani, è a verbale, castrasse gli animali che gli capitavano a tiro o avesse... No. Perché è verbalizzato, eh? No, avvocato, non lo contesto perché lo scrisse qui a verbale. Sì, nel verbale qui, scusi, dottore, il verbale reso, è chiaro, è passato molto tempo, no? Il verbale reso al Comando Regione Carabinieri, stazione San Casciano in Val di Pesa, del 27 marzo del 93, lei su domanda dice se può essere di interesse a connotare il personaggio, aggiungo di avere sentito da qualcuno in paese, di cui non ricordo il nome, che il Pacciani castrava gli animali che gli capitavano a tiro. No, guardi un tantino se... Non me lo ricordo, no. Va bene, grazie. Se la Corte ritiene si può produrre questo, visto che è stato oggetto di contestazione. Sì, va bene. Ma un contadino castra gli animali, ma come? Che è una deposizione, avvocato? Dunque ce n'è una... Mi fa vedere Romano. È per sentito dire però. C'è un rapporto. Ah sì, sì, va bene, va bene. Su questo il personaggio aveva sentito che era qualcuno. È in pubblico. Sì. Può andare il dottore, vero? Il dottore può andare, grazie. Senz'altro, Presidente. Passiamo al prossimo. Sei arrivato.